Il progetto Il Cicerone e le vecchie mura di Catania che ricordo sono legate ad un'epoca storica che è quella del 1535 per contrastare l'offensiva dei turchi e adeguare le mura alle novità in materia di arte difensiva, sicuramente è un progetto europeo che ha camminato in linea con l'offerta formativa della scuola. È stata un'esperienza formativa fondante, ha aperto sicuramente una prospettiva di valutabilità proprio perché l'impatto è stato positivo e quindi l'esito positivo ha sicuramente stimolato il collegio dei docenti a replicare e quindi ad aprire una prospettiva di richiesta di nuovi fondi per ripetere l'esperienza e quindi creare le condizioni di un continuum che è storico ma che è anche educativo e di crescita per i ragazzi impegnati in questa prima edizione di alternanza scuola-lavoro legata ai fondi europei. La capacità di stimolare la riflessione pedagogica e misurare l'impatto positivo resta sicuramente un punto importante di restituzione dei lavori sia per i docenti che per gli alunni impegnati che hanno vissuto in prima persona e per i nuovi alunni che probabilmente continueranno l'edizione 2 di questa esperienza di alternanza scuola-lavoro legata ai fondi europei. La progettazione infatti è già partita e in una nuova edizione dalle mura di Carlo V si passerà al barocco catanese.